rapina al negozio cinese di via Piave in pieno giorno, denunciati 2 rapinatori ma anche il titolare dell'esercizio per essersi difeso con l'uso del bastone. Abbiamo chiesto una visita consolare, ribadito la richiesta di liberazione e che venga trattato nel rispetto delle regole. Le parole del ministro degli esteri sul caso di Alberto Trentini, il cooperante veneziano detenuto in Venezuela. È Gialla Marcone sulla morte di un 48enne residente a Spinea, trovato morto da alcuni pendolari fuori dal suo furgone di lavoro parcheggiato ad un centinaio di metri dalla stazione. Ammetto i miei errori, ma sulla vicenda Pili e Papadopoli io non sono mai intervenuto. Sono alcune delle dichiarazioni dell'ex assessore Borato nell'ambito dell'inchiesta Palude durante il primo interrogatorio davanti ai PM. I medici radiologi veneti si appellano alla Regione affinché continui a integrare le tariffe per le prestazioni in strutture convenzionate, diversamente ci saranno serie ripercussioni su cittadini e personale. Chioggia ha tentato occupazione di un alloggio pubblico appena messo in sicurezza. Il consigliere regionale Montanariello e il presidente Ater hanno raggiunto un accordo con la famiglia dopo una lunga notte. È già boom di prenotazioni negli alberghi per il carnevale, nasce un'app per gli itinerari di Giacomo Casanova, protagonista della kermesse di quest'anno. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Dunque, in primo piano la violenta rapina avvenuta nel negozio Trio Shop di via Piave in pieno giorno, quegli istanti raccontati in un terribile video delle immagini di sorveglianza del negozio. Le immagini che seguono sono davvero scioccanti e il video della violenta rapina con la barbara aggressione avvenuta in pieno giorno a Mestre. Sono le 3:15 del pomeriggio. Il negozio assaltato è il Trio Shop, qui al civico 1 di via Piave, angolo via Circonvallazione. Fuori un apparente pomeriggio tranquillo. Dentro in negozio si sta scatenando l'inferno. Xin Chen, il titolare del market cinese, viene braccato, immobilizzato e preso a pugni al volto e ai fianchi dai 2 giovani rapinatori. Nel sottofondo le grida disperate della moglie. Feng Ping Huang urla per chiedere aiuto. Ecco il filmato. Il pestaggio nato dopo un acceso alterco. I commercianti dai video delle telecamere di sorveglianza interne vedono in diretta il furto di oggetti vari e ne pretendono il pagamento, mentre i 2 rapinatori, dopo essersi riempiti tasche e zaino della rifurtiva, non sentono ragione. Ad agire il ragazzo con il cappuccio blu sopra la testa e sneakers bianche, prima qui vicino alla cassa. Vabbè, senti i soldi, tenga quello. Allora io ho preso tutto via. E mentre l'amico con cappuccio nero e faccia coperta da una sciarpa che dal volto lascia intravedere soltanto gli occhi, si intrattiene con i commercianti chiedendo il cambio di un oggetto comprato in precedenza, è sempre il complice con il berretto blu a continuare ad arraffare quanto può, stavolta dal reparto ferramenta. Se tu non va bene cambiare tutto il mondo, devi cambiare, perché adesso non me lo cambi. Viene picchiata anche la moglie che prende a morsi uno dei 2 rapinatori, l'italiano, e il marito per difenderla insieme al bimbo di 7 mesi che si trova nel passeggino a cui in precedenza i 2 aggressori hanno rovesciato addosso quanto si trovava sopra gli scaffali, prende in mano un bastone. A finire denunciato con i 2 rapinatori anche il negoziante cinese per essersi difeso e aver difeso la propria famiglia con l'uso del bastone. Ci auguriamo a Mestre come a Venezia che sia garantita maggiore sicurezza e giustizia. Così i 2 commercianti cinesi aggrediti nel loro negozio di via Piave nel pomeriggio hanno chiuso l'attività per recarsi all'ospedale all'Angelo per farsi medicare. Lei dopo la nostra intervista si è sentita mancare e ha perso i sensi cadendo a terra svenuta. Come si dice? Ti ha minacciato di morte? Sì. Puntandoti questo... Così.
Minacciato di morte dal rapinatore italiano che gli ha puntato al petto il saldatore comprato in precedenza e per cui i banditi pretendevano il reso. È il racconto del titolare di nazionalità cinese aggredito durante la rapina, mentre ci mostra la giacca rimasta squarciata nella colluttazione. E la giacca che avevi ieri quando ti hanno picchiato, questa? Sì, Perché è tutta rotta? l'ho fatto mano così, tirare. Anche l'otto là tutto. Addosso a tuo figlio? Sì, addosso mio figlio. Così io tanto molto arrabbiare questo, perché solo sette mesi dormire qua e ieri fa paura, piange sempre anche in notte. Voi li conoscevate già queste due persone? C'è una ragazza che conosci già e lavoro lì centro una negozio per aggiustare la monopatica. Lavoro di là, sempre passare, ciao amica, ciao, così. Ma non è solo una volta rubare, ma solo questa volta abbiamo fermato qua, chiamare loro, rubato bisogna pagare, se no chiamare la polizia. E loro non vuole pagare, e poi io chiudere la porta, anche chiamare la polizia, e loro arrabbiare prima e tocca a me. Il ministro degli esteri Tajani si è attivato per chiedere la scarcerazione di Alberto Trentini, il cooperante veneziano arrestato in Venezuela dal 15 novembre. Alberto Trentini, il cooperatore veneziano 45enne di cui dal 15 novembre non si aveva più alcuna notizia, si trova detenuto in carcere in Venezuela. Lo ha detto ufficialmente il nostro ministro degli esteri Antonio Tajani, specificando che la Farnesina ha già chiesto la visita consolare, oltre al rispetto delle condizioni carcerarie dignitose per il nostro connazionale. Un primo risultato, seppur ancora molto parziale, è stato dunque raggiunto anche grazie alla mobilitazione. Dopo 2 mesi si è finalmente rotto il silenzio circa la sorte del cooperante originario del Lido di Venezia, in missione umanitaria con un'organizzazione non governativa per portare aiuto alla popolazione martoriata dalla dittatura. Nelle prossime ore anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro si recherà a Roma per incontrare il ministro. Tajani ha poi aggiunto che ci sono anche altri 8 detenuti italo-venezuelani per i quali è stata chiesta la liberazione. In contatto con il vice premier c'è sempre l'assessore comunale lidense Michele Zuin, nel partito di Forza Italia tra i più stretti collaboratori italiani. Siamo vicini alla famiglia, non facciamo troppa pubblicità di queste cose perché abbiamo visto di recente che è successo della liberazione di Cecilia Sala, parte anche proprio dalla discrezione che ci deve essere in questi casi. Il senatore Andrea Martella, coordinatore veneto del Partito Democratico, è anche egli in prima linea. Ci siamo mossi per, rivolgendoci al Ministero degli Esteri con delle specifiche interrogazioni, per chiedere di fare tutto lo sforzo diplomatico possibile, innanzitutto per accertarsi dov'è, ovviamente per garantire detenzione e diritti dal punto di vista carcerario, ma soprattutto per arrivare alla sua liberazione. Intanto dalle 9:30 di venerdì fino alle ore 10 di sabato la sua parrocchia di Sant'Antonio al Lido di Venezia ha voluto dedicare le 24 ore di preghiera e adorazione eucaristica ininterrottamente anche di notte per pregare per la liberazione di Alberto. Tutta la comunità certamente di Sant'Antonio, ma credo anche di tutta la Chiesa veneziana, si raccoglie attorno proprio alla famiglia e garantisce la sua preghiera. E avvolta nel mistero a Marconna la morte di un 48enne operaio di origine albanese residente a Spinea, trovato privo di vita vicino al suo furgone nel pomeriggio di oggi nei pressi del parcheggio della stazione dei treni. A dare l'allarme alcuni passanti. Carabinieri incaricati delle indagini non escludono alcuna ipotesi, nemmeno quella del gesto estremo. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Sul posto con i familiari e alcuni colleghi di lavoro anche il primo cittadino Matteo Romanello. Ammetto i miei errori, ma sulla vicenda Pili e Papadopoli io non sono mai intervenuto. Sono alcune delle dichiarazioni dell'ex assessore Boraso nell'ambito dell'inchiesta Palude fatte nel primo interrogatorio davanti ai PM. Prendo atto che il mio errore era quello di utilizzare la mia figura di assessore per influenzare i tecnici senza indurli a prendere posizioni contrarie alla legge, ma per seguire pratiche che mi stavano a cuore. Ciò dico perché è evidente che chi svolge il mio ruolo non può interferire su atti amministrativi.
Questa è una parte della dichiarazione dell'ex assessore comunale Renato Boraso, con cui inizia il verbale del primo interrogatorio davanti ai 2 PM lo scorso 15 settembre in procura, quando ha lasciato il carcere per la prima volta dopo l'arresto del 16 luglio. Oggi è agli arresti domiciliari in attesa del processo. Accusato di 13 casi di corruzione per oltre 750.000 euro di tangenti, l'ex assessore, difeso dall'avvocato Umberto Pauro, ammette dunque di aver ricevuto soldi e fatto pressioni, aggiungendo che è stato un errore, legato però alla sua attività, senza confermare le corruzioni. Ammetto, continua, di aver preso denaro da imprenditori per favorire contratti immobiliari venendo compensato come consulente. Non posso che ribadire i miei errori e sono pronto a risarcire e rimediare, prosegue. Non avrei dovuto farmi coinvolgere dalle richieste di informazioni che mi venivano dagli imprenditori. Ammetto le mie responsabilità rispetto ai fatti contestati, ma vorrei fornire chiarimenti a mia discolpa su alcune vicende. E una di queste probabilmente è quella inerente al caso Pili e la vendita di Palazzo Papadopoli, su cui Boraso si è dichiarato del tutto estraneo. In mia presenza, ha detto, era stato l'allora sindaco Cacciari a suggerire a Brugnaro di fare un'offerta per i Pili. Come consulente immobiliare devo dire che non avrei mai comprato quel terreno. La procura invece gli contesta una tangente da 73.000 euro per agevolare la vendita di Palazzo Papadopoli al magnate cinese, soldi ricevuti da una società intestata al figlio di Claudio Vanin, colui che inizialmente si è speso per la trattativa, poi saltato l'affare ha denunciato. Ma Boraso insiste, era una consulenza immobiliare, non una tangente. E sono oltre 1.000 le firme raccolte a sostegno della petizione che chiede al Consiglio Comunale di Venezia di esprimersi sull'opportunità o meno che il sindaco Brugnaro rassegni le dimissioni. La situazione che è venuta a crearsi in questa amministrazione dopo lo scoppio dell'inchiesta a Palude, secondo il mio avviso, secondo il nostro avviso, è inaccettabile. Cioè ci troviamo di fronte a una città che ha immensi problemi, e tutti li conoscono, piccoli e grandi, con un anno abbondante di governo. Allora noi insieme abbiamo pensato se era solo un'idea nostra o di scendere in strada, e siamo scesi in strada e siamo stati supportati non da forze politiche o pseudopolitiche, proprio dalla gente, la gente normale. A parlare è una delle prime 5 firmatarie della petizione che ha raccolto il consenso di 1.278 cittadini per chiedere al Consiglio Comunale di pronunciarsi sull'opportunità di dimissioni del sindaco Brugnaro indagato nell'ambito dell'inchiesta Palude. La raccolta firme è stata presentata a Cafarsetti dal consigliere comunale di opposizione Martini. C'è stata questa mobilitazione da parte dei cittadini che sentono che questa situazione non può andare avanti così, non si può andare avanti un anno evidentemente con un sindaco e con una giunta che portano avanti progetti anche pesantissimi sulla città, con una situazione così particolare come la giunta e il sindaco stanno vivendo anche per i fatti recentissimi, relativi anche a tutto quel che riguarda la Palude. Un segnale tangibile, evidenzia Martini, che squarcia un pesante silenzio e che, dice, il Consiglio non può ignorare. Il Consiglio deve intanto discutere, questo è già una cosa importante, non l'abbiamo mai fatto, come opposizione non riusciamo ad avere, non abbiamo i numeri per chiedere direttamente le dimissioni del sindaco, ma i cittadini hanno la possibilità, come hanno dimostrato, di chiedere un Consiglio nel quale si possa discutere su questa opportunità, e questo è molto importante perché occorre sentire anche i consiglieri non solo di minoranza e quindi di opposizione, ma anche quelli di maggioranza. L'importante è che si discuta e ci sia la possibilità appunto che i vari consiglieri esprimano il loro parere e il loro giudizio. L'Assemblea dei lavoratori del Fondaco dei Tedeschi, riunita questa mattina a Mestre, ha approvato a larghissima maggioranza l'accordo con l'azienda che cesserà le attività in Italia nel 2025 con licenziamento collettivo. L'accordo prevede una buona uscita in base all'anzianità che parte da 5 mensilità per i neoassunti a crescere, la possibilità di avere percorsi di formazione e ricollocamento nel gruppo LVMH a livello globale. Ancora una somma più piccola, 1 o 2 mensilità per chi dovesse dare le dimissioni prima del 30 aprile, giorno di chiusura del negozio.
I medici radiologi veneti si appellano alla Regione affinché continui a integrare le tariffe per le prestazioni in strutture convenzionate. Diversamente ci saranno serie ripercussioni su cittadini e personale. Siamo preoccupati per il futuro della sanità veneta perché l'attuale tariffario regionale è datato 2004, quindi le tariffe dell'attività convenzionata sono ferme da 20 anni. I medici radiologi del Veneto che operano nelle strutture private accreditate in regime di convenzione col sistema sanitario nazionale esprimono preoccupazione per i paventati tagli all'assistenza sanitaria a carico del servizio nazionale. La Regione per fortuna ha prorogato l'attuale tariffario fino al 31 di marzo, ma ci sono grosse incognite dal 1 di aprile, perché la Regione dovrebbe attivare il tariffario nazionale che comporta una riduzione dal 30 al 50% della maggior parte delle attività convenzionate. Di conseguenza ci saranno grossi problemi per le strutture che devono rivedere gli organici e modulare l'attività, e soprattutto ci sarà un disincentivo per i professionisti medici e con un inevitabile allungamento dei tempi di attesa, e questo non lo vogliamo assolutamente. Quindi ci sarà un disincentivo al personale medico per fare queste prestazioni con un allungamento dei tempi di attesa, cioè si faranno pochissime prestazioni in convenzione e si tenderà a portare le prestazioni nel privato, e questo non lo vogliamo. A oggi il tariffario in Veneto ha garantito standard qualitativi elevati, integrando le tariffe a proprie spese, ma se dal 1 aprile cambieranno le regole ci saranno conseguenze pesanti. Le strutture accreditate, infatti, erogano fino all'80% delle prestazioni in regime convenzionato, permettendo a un'ampia fetta di popolazione di accedere a diagnosi e terapie con impegnativa. Se non si troverà la soluzione entro fine marzo, molte di queste prestazioni di grande rilevanza e alto costo, come ecografie, TAC e risonanze magnetiche, che hanno già subito una riduzione dal 30 al 50%, potrebbero diventare inaccessibili a molti pazienti. E c'è già chi sta mettendo le mani avanti, avvisando gli utenti. Da qui l'appello dei medici radiologi. La Regione continui ad integrare, come ha fatto finora, il tariffario nazionale per garantire l'eccellenza sanitaria del Veneto, soprattutto sull'attività convenzionata, e per continuare a fornire i servizi alla popolazione. E adesso andiamo a Chioggia con la tentata occupazione di un alloggio pubblico appena messo in sicurezza. Il consigliere regionale Montanariello e il presidente Ater hanno raggiunto un accordo con la famiglia dopo una lunga notte. Ieri sera verso le 23 dei cittadini mi hanno chiamato perché hanno visto dei movimenti in un alloggio Ater che era appena stato messo sabato in sicurezza per evitare occupazioni. Mi sono immediatamente recato sul posto ed effettivamente era così. Nonostante la tarda ora ho contattato subito i vertici di Ater, che ringrazio, e con il presidente Fabio Nordio abbiamo concordato che questa mattina sarebbero venuti dei funzionari e una ditta per ripristinare con una muratura per evitare che andasse avanti questo tentativo di occupazione. Arrivati sul posto si è constatato che c'era della gente dentro, sicché sono state contattate le forze dell'ordine e da lì è scattata la procedura con il sociale del comune, che alla fine si è concluso tutto con un accordo dove questa famiglia entro domani toglierà quello che aveva portato dentro e sarà presa in carico dai servizi sociali del comune, e Ater ripristinerà il tutto murando l'entrata. Va detto che si trattava di una situazione di estrema fragilità. Cambiamo argomento, già fioccano in città le prenotazioni per il Carnevale 2025. Gli albergatori veneziani sono molto soddisfatti e fiduciosi che possa essere un periodo da incorniciare. Arriva anche la sorpresa di un'app gratuita che guiderà gli ospiti negli hotel alla scoperta di Casanova e di itinerari veneziani. Manca ancora circa un mese al Carnevale di Venezia 2025, che dal 14 febbraio al 4 marzo porterà in laguna presenze da tutto il mondo alla scoperta di Giacomo Casanova. Questo è il titolo della kermesse. Ma già gli albergatori pregustano un periodo d'oro, e c'è anche la novità di una nuova app di EasyGuide che
sviluppata insieme alle imprese veneziane I Love Tourist, sarà arricchita con l'assistenza virtuale. I visitatori potranno così vivere un carnevale coinvolgente e sostenibile che unisce tradizione e modernità. Un carnevale che ha tutti i numeri per poter essere un carnevale da ricordare. Dipende poi anche ovviamente dalle condizioni climatiche, perché di solito, ripeto, in quel periodo le condizioni climatiche sono positive, però non ci si può mettere, ovviamente, non ci si può scommettere sopra su questo aspetto. Al servizio degli ospiti attraverso i testi del giornalista e scrittore Alessandro Marzo Magno. Nella Venezia casanoviana, settecentesca, c'erano i casini, erano all'incirca 120 intorno a Piazza San Marco, uno è ancora visitabile oggi, ed erano luoghi di ritrovo dove si svolgevano varie attività. Si componevano versi, si ascoltava musica, si giocava d'azzardo, casinò, e ovviamente siamo nel Settecento, il secolo del libertinismo, si faceva anche altro. Applicazione che potrà essere usata da tutti i turisti che vengono da tutte le parti del mondo per assisterli nella loro visita ai gioielli di Venezia è sicuramente una cosa molto interessante. Che cosa ci dà in più l'intelligenza artificiale? La capacità di comprendere chiaramente 52 lingue, quindi di poter lasciare i turisti scrivere, interpretare i loro sentimenti nella loro lingua e rispondere nella loro lingua. C'è poi, tra le buone notizie di questo inizio d'anno, il ritorno del volo diretto da Venezia a Shanghai. Solo il 10% di chi pernotta a Venezia è italiano, il 90% sono stranieri. La grande prevalenza, come sempre, sono i turisti statunitensi, che come ben sappiamo sono turisti alto spendenti, ma quest'anno con il volo cinese diretto da Shanghai a Venezia dovrebbe esserci anche il grande ritorno dei turisti cinesi. Ed è tutto per questa edizione, adesso la sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buona serata.